noi che abbiamo nel DNA anche il nome di democratico, possiamo dire di sottrarci dal quesito, primo elemento? Possiamo dire che quell'articolo che abbiamo incardinato noi in Costituzione, noi, il centro-sinistra, non appartiene al nostro bagaglio ideale? All'Assemblea metropolitana del Partito Democratico il segretario regionale Alessandro Bisato ammonisce i militanti: non votare al referendum sull'autonomia per il timore di favorire Luca Zaia significherebbe lasciar dettare all'avversario l'agenda politica del centro-sinistra. Non possiamo rinunciare, sostiene, a dire la nostra su un tema così importante. O noi ripartiamo da qui, o noi ci auto-inseriremo nell'oblio perenne del governo di questa regione. Nessuna preclusione al voto favorevole neppure da parte dei vertici del partito, come spiega il vice segretario nazionale Maurizio Martina. Noi per fortuna abbiamo un partito che ha autonomia di orientamento e di iniziativa a livello territoriale. Il Partito del Veneto ha fatto una scelta, quella rimane. Sull'autonomia però, puntualizza il ministro dell'Agricoltura, il nostro modello nazionale di riferimento non è il Veneto ma l'Emilia Romagna. Vorrei distinguere la propaganda che la Lega fa su questo tema al merito di una questione che è molto seria e sinceramente importante, che è quella di un federalismo differenziato che su alcune materie molto precise possa far avanzare il governo regionale in una discussione con lo Stato che si poteva fare anche senza il referendum.